Nuovamente chiamati alla partenza i cavalli di questo premio Val di Non. Ricordiamo il ritiro di Zeus Baldo, quale è stato ripreso dopo 5 giri scosso, al limite qualche graffietto, ma niente di grave neanche per Manuel Pistone, che si è subito rialzato. Quindi ora sono rimasti in 15 e si stanno riallineando i partecipanti di questa corsa tris, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Considerato valido il segnale. Vassallo al comando, l'errore di Ulisse LL, poi Asia Tree che va a chiedere strada, Zito Mou, poi Zodiac 5 Lux, numero 4, passa al comando. Ulisse LL squalificato. Asia Tree sulla curva su Vassallo e sfida davanti, poi c'è Zito Mou a precedere Adrian Gioni con Vandina che è quarto alla corda, quindi la favorita al comando. Vincenzo Piscoglio, Asia Tree, percorre i primi 400 in 36. Ricordiamo che è un miglio, quindi solo 2 giri di pista. Asia Tree in vantaggio su Vassallo, Zito Mou e Vandina. Questo è il treno interno, mentre all'esterno è Zodiac Filux con Maurizio Cheli che avanza al largo, si trascina all'esterno il numero 13 di Vincent Trio, poi vediamo al largo anche Urder Ronco a precedere Uliveto Bargal. 14-9 qui davanti alle tribune, in vantaggio Asia Tree su Vassallo, Zodiac Felux all'esterno, fatica un po' a tenere il ritmo Zito Mou. Vincent Trio è in seconda pariglia a precedere Urder Ronco, curva in 14-9 ancora, siamo sulla retta di là con in vantaggio sempre la figlia di Nadal Shiba che è in controllo, si muove Marco Stefani con Vincent Trio, scavalca all'esterno Zodiac Filux, va direttamente a contatto della battistrada, Vassallo è ancora terzo ma stenta un po' a tenere il ritmo dei primi due, Asia Tree che cerca l'allungo su Vincent Trio. Gli altri sono molto più indietro, siamo a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 14-4, retta d'arrivo, Asia Tree viene sollecitata da Vincenzo Piscoglio, deve difendersi con gli unghi e coi denti dall'attacco di Vincent Trio, ma alla fine è Vincent Trio che viene a vincere con Marco Stefani davanti a Asia Tree, mentre Urder Ronco difende il terzo posto da Uliveto Bargal, al quinto l'uno di Zito Moue. Quindi vittoria per Vincent Trio, Marco Stefani che riesce a battere la favorita Asia Tree che ci ha provato ma nulla ha potuto sull'affondo dell'altro figlio di Nadal Shiba. Vincent Trio che l'ha battuta di giustezza ma nettamente. Rivediamo Marco Stefani, Vincent Trio, il training è il solito di Paolo Leoni della società di Michele Favaron che vengono a vincere per la scuderia Trio, mentre rivediamo la lotta per le piazze con al terzo posto ci è sembrato Urder Ronco difendersi da Uliveto Bargal, al quarto Zito Mou. È tutto per la giornata di oggi, appuntamento a domenica prossima.